Edoardo diceva chi lo cana a chi mozzo con stracciata, mi potete dire in quale commedia lo diceva? Perché io speravo insomma di lasciar macinare il video di analisi tattica. Di solito il martedì ma è un martedì pazzesco, quindi valutiamo le possibilità. Cominciamo. Video breve perché c'è poco da dire, c'è da abbracciarsi questa croce incredibile. Benvenuto Giovanni Ciarmiello e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Fluido. Vi siete magari affacciati su questo video qua perché non ci potete credere. Neres infortunio, e nemmeno un infortunio da poco, perché leggevo Sky che diceva almeno 40 giorni, cioè a finire che si salta anche l'Inter. E quando siamo stati un po'... lasciate il like immediatamente, non vi dimenticate il like. Quando siamo stati belli ottimisti per altri infortuni, poi dopo ce li siamo portati. No, ancora non è pronto, Nella speranza che invece Buongiorno sia pronto, perché ci servono tutti gli effettivi, ci spostiamo. Io ringrazio l'altro Valerio del canale che mi dà una mano con il software dell'analisi tattica. Abbiamo aggiunto Okafor. È una delle cose che ti viene in mente, dici vabbè tu non devi sostituire Kva, devi sostituire Neres. Se Neres si fa male, il sostituto di Neres hai preso Okafor, che però è in condizioni pietosissime. Di conseguenza ci sono un po' di possibilità. Quello che spesso si è detto, anche quando stavamo tutto a posto e stavamo macinando prestazioni, vittorie e tutto, ma se Conte cambiasse modulo, ecco, a me è sembrato sempre una possibilità remota, perché le cose stavano andando abbastanza bene. Conte ha detto... ha detto proprio così: la strada è segnata, ed era segnata perché aveva senso con le coppie fatte. Adesso, considerando che questo infortunio arriva a inizio settimana e quindi in theory, mamma mia, sto ancora dormendo, questa situazione la sai già prima, quindi potresti preparare la partita contro la Lazio già con un altro modo, perché la soluzione 1 è Raspadori. Non è la soluzione 1 nel senso quella più logica o la mia preferita, ma nella logica delle cose. O è Raspadori o è Ngong, nel senso che tu non cambi modulo. Raspadori qua sulla fascia, l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto, forse non convince, non è che non fa il lavoro che faceva Kvara, non fa il lavoro che fa Neres, perché non è uno che ti punta l'avversario e va in dribbling e ti mette il cross, è uno che deve scambiare con avversari, con compagni vicino, quindi devi sviluppare il discorso tattico in maniera completamente diversa. Mettere i terzini a centrocampo per isolare Neres nell'uno contro uno è un conto, se vai a isolare Raspadori nell'uno contro uno ne è un altro, e probabilmente non è una cosa logica. Sarebbe forse più logico. Che sta? Guarda qua. Si è squagliata la zogna in casa. Non mi capito combinato, vai da rovinata la giacchetta. Ci ha rovinato la giacchetta. Che cazzo fa? Chi lo cana a chi mozzo con stracciato? Un Ngong che anche abbiamo visto ogni tanto adattato a sinistra, non è l'ideale, ma l'Ngong potrebbe cercare di emulare un po' il lavoro che faceva Neres, cioè mancino sulla sinistra lì per eventualmente mettere qualche cross. Però ci sono altre possibilità, anche senza cambiare modulo. Un'altra possibilità che non lo so se la gente, però io la tengo presente perché credo che sia plausibile. Se Ngong è farfallino, se Raspadori li non convince e se Conte non vuole cambiare gli equilibri di sviluppo manovra con il 4-3-3, una possibilità è questa. È un po' difensiva, però questo vale solo se tu metti poi Juan Jesus qua, terzino, col piede suo, che era già una possibilità che si stava paventando per non dare altre pressioni a Mazzocchi a terzino sinistro, se e solo se
Buongiorno ha effettivamente recuperato lo stato di forma e può partire titolare. Teniamo presente una Lazio che con Tati Castellanos in grandissima forma, in grandissimo spolvero, quindi questa è un'altra delle soluzioni. Buongiorno ha recuperato, sposti un Juan Jesus sulla fascia, l'ha fatto, ovviamente è un terzino più bloccato, ma noi sappiamo che questi terzini, se non è Spinazzola, Olivera resta più bloccato, ed è un giocatore che in teoria potrebbe fare il terzino bloccato qua, che poi nello sviluppo te lo ritrovi anche qua. E con i piedi, è difficile dirlo oggi, però con i piedi Juan Jesus ha dimostrato nelle altre 7-8 partite che ha fatto di essere pulito nella distribuzione palla. Quindi questa è un'altra possibilità. Mazzocchi qui alla sinistra avanzata che va a disturbare, ma ti fa la fase difensiva, sicuramente ti fa una fase difensiva. Però insomma non lo so. Escluderei Asa, perché poi voi guardateli, insomma, la panchina, ho tolto i portieri, eccetera, eccetera. E Gilmour, c'è Okafor che con tutto il bene lì dovrebbe finire a giocare, ma non credo che ne abbia le facoltà fisiche in questo momento di farlo. Billing Philip, che prima o poi una partita, mezza partita la dobbiamo cominciare a vedere, ma è un ragazzo serio, cioè un riempitivo che ti servirà, non lo so se lo vedremo mai, perché con un Anghissà in quella forma tu non è pronto evidentemente. Rafa Marin, Conte gli ha detto perché non gioca, perché ha già vincere le partite, e quindi nell'idea di cambio modulo Rafa Marin ti resta l'unico spendibile per un cambio in corsa, ma non può pensare di partire titolare. Simeone, è chiaro che la doppia punta diventa una possibilità. Asa, che abbiamo provato anche da terzino, ma è un centrocampista che insomma probabilmente non giocava con il Lecce. Questa riflessione io poi l'ho fatta più in là, cioè non è che non giocava con il Lecce perché è giovane, magari deve fare. Dorgu non è giovane, Dorgu è più giovane di Asa e giocava e come nel Lecce, quindi non è che a Lecce sono folli. E Raspadori, ora Raspadori può significare il cambio modulo, il famosissimo cambio modulo che ti può portare a un ritorno a un 3-5-2 puro oppure al 3-4-2-1 su cui si è lavorato per tutta l'estate. Quindi c'è questa possibilità qui. Rachmani, buongiorno Di Lorenzo, Mazzocchi qua e Politano qua. Politano il tutta fascia lo fa. All'epoca abbiamo iniziato con Mazzocchi qui e Politano che faceva il sottopunta, uno dei trequartisti, però Politano ha dimostrato di farla tutta la fascia. Mazzocchi in questo momento te lo devi spendere a sinistra, il tutta fascia non lo puoi fare a fare a Guangzhou, quindi Mazzocchi tutta fascia a sinistra che lo ha fatto, Lobotka Anghissà, con un McTominay che può andare a fare il sottopunta insieme a Raspadori in questo 3-4-2-1 di nuova contiana memoria, cioè di quello che avevamo preparato durante l'estate. Altrimenti, in maniera più pura, assoluta, 3-5-2 proprio nominale, con Raspadori che gira intorno a Lukaku, quindi il Raspadori che deve fare il Lautaro della situazione, e quindi magari puoi dare una mano a Lukaku, possiamo vedere Lukaku con una punta vicino se sta meglio, il McTominay mezzala offensiva che si può andare a inserire, non facciamo paragoni con quell'Inter, però è chiaro, no, chissà, deve fare il Barella a tutto campo, McTominay il Mkhitaryan, il Lamsik dell'epoca che si va a inserire per andare al tiro, Lobotka sempre equilibratore. Poi c'è anche la possibilità, Mazzocchi non ti convince più di tanto, allora cosa succede? Inserisci Juan Jesus e puoi fare una cosa del genere. Buongiorno centrale, Rachmani, così aveva senso anche il buongiorno centrale che pensavamo all'inizio. Rachmani braccetto di destra, Di Lorenzo a tutta fascia e Politano tutta fascia sinistra, o viceversa, se Politano vuole stare per forza a destra lo stesso Di Lorenzo si può adattare a fare tutta la fascia sinistra. Sono entrambi a piede invertito, non mi convincono tantissimo. Se l'idea è fare cross, io onestamente credo che Politano si metta a disposizione, questa è un'opportunità che non sto leggendo da nessuna parte, che però ti permetterebbe di mettere Mazzocchi in panchina e di sfruttare quegli altri che hai. Moltissimo dipenderà da Buongiorno, perché se Buongiorno non è recuperato al 100%, Juan Jesus deve stare qua e lo metti braccetto, Rachmani centrale, Di Lorenzo qua a destra, Politano ritorna nella sua zona e Mazzocchi
resta in campo perché Buongiorno non ha recuperato. Idem si può fare Politano qua e Mazzocchi qua. Insomma, se la deve piangere Conte. Se la deve piangere Conte perché diventa proprio tosta, diventa proprio tosta a questo punto. È chiaro che si può fare di necessità virtù. La Fiorentina non aveva giocatori, è riuscita comunque a fare una grande partita con l'Inter, però sono unicum, nel senso che ti funziona una volta e poi sul lungo è difficile, e tutti questi infortuni muscolari, Rongoni, che hai fatto? Tutti questi infortuni muscolari lunghi, Oliver un mese, Spinazzola un mese, adesso Neres un mese, 40 giorni. No, che sfortuna, lo so che è sfortuna, ma la squadra di calcio è tenuta a essere pessimista e a valutare tutte le possibili disgrazie che ti possono accadere e avere la soluzione. Purtroppo, e non posso fare a meno di pensarci, se tu sul mercato ti levi Kvara e prendi a uno che non è pronto, non hai sostituito nemmeno il sostituto del sostituto di Kvara con uno che puoi utilizzare. Altre squadre, mi dispiace, ma lo dobbiamo ammettere, hanno preso giocatori che sono subito pronti. Joao Felix subito pronto, Gimenez subito pronto, Kolo Muani subito pronto, e stanno vedendo i frutti di questo mercato di riparazione dove dovevano riparare. Tu che dovevi riparare, sei primo in classifica, devi riparare che hai venduto Kvaratskhelia, devi riparare assolutamente perché hai lasciato una squadra orfana di un giocatore che i suoi gol e i suoi assist te li stava facendo, che ti dava la possibilità di utilizzare Neres come un jolly distruttivo che puoi mettere a gara in corso e spaccare la partita, e invece Neres titolare, non serve a niente, Neres titolare, infortuni per Neres. Signori, non dare alibi a Conte, Conte ha tutti gli alibi di questo mondo in questo momento. Se si perde il contatto con la vetta, e che ci vuoi fare? Bisogna stringere i denti, bisogna cercare di aggrapparsi alle forze rimaste, forze nervose, nella speranza che un po' di Mazzo cominci a sorriderci. Partire da Mazzocchi fino ad arrivare a Lukaku. Ci saranno probabilmente altre soluzioni che se Raspadori non ti convince, però significa che devi buttare dentro almeno Philip se vuoi avanzare McTominay seconda punta, fare un Politano, Raspadori, forse io non lo metterei mai in Gong a fare il tutta fascia. Secondo me Conte non si fida, questa è un'altra delle possibilità se vuoi tenere Politano trequartista. Gong magari no, ma se Buongiorno sta bene, come al solito ti puoi giocare quest'altra carta. Buongiorno, Juan Jesus, Rachmani, Di Lorenzo con Mazzocchi dall'altra parte, McTominay, e hai comunque 12 giocatori di movimento e così almeno te la svanghi. No, questa è un'opportunità solamente se Anghissà deve effettivamente rifiatare, e allora tu fai così il 3-4-2-1 con Raspadori e Politano dietro a Lukaku, e devi far rifiatare Anghissà. Tutto dipenderà da come stanno, da come fanno questi allenamenti. Pensavo semplicemente di potermi godere una giornata di Champions con magari il like, figuratevi il like, con magari un commentino veloce, essere esperimento. Non ho mai postato così tanti video uno dietro all'altro, non voglio nemmeno tediarvi e riempirvi di contenuti, ma ad oggi sembra già preistoria l'analisi tattica della partita dell'Udinese. La realtà, la cronaca ci porta a ragionare su Neres e sulle soluzioni. Quindi niente, cavalchiamo, che dobbiamo fare, e vediamo cosa si inventa Conte. Quanto è bello Oriali, da New York, Valerio Fluido è tutto. Barbaro Carmine, che giornata, che schierata.